Eccoci qua, carissimi amici, un cordiale buongiorno, buona settimana anzitutto dal sottoscritto il maestro Cleo. E diamo la lettura dell'oroscopo della settimana che va dal 2 all'8 di agosto, ripeto, dal 2 a 8 di agosto. Però prima di iniziare questa lettura del nuovo oroscopo, volevo ricordare che il sottoscritto si occupa di legamenti e ritorni d'amore in modo definitivo. Ciò vuol dire, se vostro marito vi ha lasciato per un'altra donna, è andato via, vi ha abbandonato con i vostri figli e volete togliervi la soddisfazione, come si usa dire, di farlo ritornare da voi, farlo impazzire per voi, io posso aiutarvi. Se la vostra donna, viceversa, vi ha lasciato per un altro uomo e volete che torni da voi, io vi posso aiutare. Nello scrollo di questo video trovate i miei numeri di telefono, rispondo sempre io. Mi chiamate, mi spiegate la vostra storia, io vi dico se si può intervenire, se si può fare qualcosa. E andiamo così alla lettura dell'oroscopo che va dal 2 di agosto all'8 di agosto. Va bene? E iniziamo col segno dell'Ariete, amore. In questa settimana, se siete impegnati sentimentalmente, potrebbero esserci dei problemi col partner. Nelle giornate centrali potrebbero nascere dei contrasti in coppia che sicuramente non favoriranno l'equilibrio amoroso. Meglio l'oroscopo per i single che proprio in questo periodo potrebbero fare degli incontri abbastanza interessanti. Quindi questa settimana, diciamo, è più scivolosa per i single, va bene? Quindi per voi coppie un po' sacrificata questa settimana. E andiamo col segno del Toro, in amore. Questa settimana per voi del Toro, per questa settimana di agosto, sarà abbastanza positiva per i sentimenti. Ottima. Venere sarà in ottima posizione e le emozioni non mancheranno di certo. Saranno giorni decisamente pieni di romanticismo. Quindi, fantastico periodo per chi ha già un partner accanto, per chi ha già un compagno vicino. Potrebbero esserci pure nuove passioni in corso per i single. Occhio invece al weekend che non sarà così sereno e potrebbe cambiare ogni cosa per voi single. Il segno dei gemelli. Amore. In questa settimana estiva non avrete Venere dalla vostra parte. Il pianeta dell'amore sarà tutt'altro che favorevole e la sua dissonanza potrebbe portare problemi in coppia e non solo. Con il partner, infatti, ci saranno delle discussioni e delle incomprensioni da dover affrontare. Tenete tutto a bada, eh? Nemmeno per i single si prospetta un periodo così interessante per fare delle nuove ed importanti conoscenze. Il segno del cancro. Le stelle in questa nuova settimana saranno davvero buone per emozioni e sentimenti. Se siete impegnati in una storia d'amore, potrete aspettarvi dei giorni ricchi di passione e romanticismo col vostro compagno. Ma il periodo sarà estremamente incoraggiante pure per i cuori solitari, perché ci saranno delle nuove conoscenze, potrebbero rivelarsi anche molto molto interessanti. Il segno del leone.
amore. Bisogna subito dire che in questa settimana sarete parecchio concentrati sul lavoro, ma non metterete troppo da parte l'amore. I sentimenti faranno comunque parte del vostro quotidiano. Se avete un partner ci saranno delle belle emozioni da vivere e il momento migliore sarà la domenica. Se invece siete single, potrebbero esserci delle nuove passioni pure per voi. Ok? Quindi datevi da fare. Il segno della Vergine. Molto bella e piacevole questa prima settimana del mese perché avrete Venere in congiunzione, quindi preparatevi ad un momento di grande passione per le relazioni sentimentali. Persino chi sta insieme da tanto tempo ritroverà quelle emozioni forti e intriganti. Questo cielo potrebbe quindi promettere delle buone nuove pure ai single che vogliono vivere delle emozioni d'amore. Il segno della Bilancia. La settimana dovrebbe iniziare in maniera piuttosto tranquilla e serena per poi cambiare il dopo verso fine settimana. A partire da giovedì, infatti, la Luna potrebbe portare un bel po' di nervosismo e per questo potrebbero esserci delle discussioni con la propria dolce metà. Se invece siete soli e non avete un partner, questo potrebbe rivelarsi un periodo veramente importante per fare delle nuove conoscenze. Scorpione. Venere sarà in posizione favorevole e potrebbe regalarvi delle emozioni speciali, soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì. Potrete aprire il vostro cuore non solo se siete giù impegnati, ma pure se siete ancora single. Dovrete fare attenzione solamente al fine settimana, perché sabato e domenica saranno delle giornate un po' nervose. Meglio non farsi prendere dall'agitazione. Non si possono escludere delle tensioni nei rapporti proprio in questi giorni. Il segno del Sagittario. Non sarà una settimana troppo buona, le giornate migliori saranno quelle del weekend. Si partirà infatti con una luna in opposizione che potrebbe portare malumore e nervosismi vari. Occhio a come gestirete le tensioni in coppia perché potrebbero esserci ulteriori problemi col vostro partner, dettati proprio da questa luna sfavorevole. Differentemente ci saranno dei nuovi incontri importanti per chi ha il cuore libero da impegni sentimentali. Godetevi quindi il fine settimana per sperare in qualcosa in più. Il segno del Capricorno. Questa nuova settimana dell'anno vi prometterà bellissime emozioni, tutte da godere al massimo. Il pianeta dell'amore sarà favorevole e dovrete approfittare dunque dell'aspetto positivo di Venere nei rapporti personali e della sfera privata. Occhio comunque a un po' di nervosismo nella parte centrale della settimana, non si possono escludere delle nuove conoscenze per chi è single. Auguri per voi allora. Il segno dell'Acquario. Venere sarà in opposizione e quindi non potrete aspettarvi grandi cose, nonostante ciò tutto dovrebbe andare per il verso giusto. Il fatto è che le cose andranno un po' meglio rispetto a prima e molti si sentono già più tranquilli in coppia. Piano piano riuscirete a godere di un bel miglioramento per il lato sentimentale.
Per questo anche i cuori solitari dovranno essere più ottimisti in fatto di nuove conoscenze molto interessanti. E infine il segno dei pesci. Si parte subito con Venere in opposizione e qualche possibile problema nella relazione amorosa. Per fortuna da giovedì avrete il favore della Luna e senz'altro recupererete con l'umore. In questo senso potrebbero migliorare pure le questioni nei rapporti personali. Poche novità se siete single in cerca di una persona speciale. Bene amici, allora noi abbiamo concluso anche per questa settimana l'oroscopo che va dal 2 all'8 di agosto. Il sottoscritto, come al solito, vi saluta, vi augura una felicità unica della sfera in generale della fortuna. Quindi a tutti voi vi auguro una buona settimana, divertitevi, godetevi la vita e che le stelle siano sempre con voi. Un abbraccio e a risentirci alla prossima.